30 aprile 1982. Il deputato comunista e sindacalista Pio La Torre viene ucciso a Palermo in un agguato di mafia. Con lui perde la vita anche Rosario Di Salvo, autista e uomo di scorta. Nato a Palermo nel 1927, fin da giovane si batte per i diritti dei braccianti, prima nell'organizzazione sindacale contadina della Confederterra, poi nella CGIL e infine tra le fila del Partito Comunista Italiano, di cui diventa segretario regionale nel 1965. Per le sue doti e per il suo impegno, entra a far parte della segreteria nazionale del Partito Comunista per volontà di Enrico Berlinguer. Eletto per la prima volta deputato nel 1972, in Parlamento si occupa prevalentemente di questioni inerenti all'agricoltura. Rieletto nuovamente nel 1976, entra a far parte della Commissione parlamentare antimafia, che rileva forti collusioni con Cosa Nostra di alcuni esponenti della Democrazia Cristiana Siciliana, come Giovanni Gioia, Vito Ciancimino e Salvo Lima. Eletto nuovamente alla Camera nel 1979, è componente della Commissione Difesa. È in questi anni che si batte per impedire la costruzione della base missilistica NATO a Comiso, in provincia di Ragusa, che La Torre ritiene una minaccia per la pace nel Mediterraneo e per la stessa Sicilia. Il suo impegno si rivolge anche contro le speculazioni edilizie di quegli anni, frutto del riciclaggio del denaro della mafia. A lui è legata la legge che porta il suo nome, la legge Rognoni-La Torre, che introduce per la prima volta il reato di associazione di tipo mafioso e al cui interno è presente la norma sulla confisca dei beni agli appartenenti a Cosa Nostra. Legge che La Torre non riesce a vedere in atto. Viene promulgata solamente 4 mesi e mezzo dopo la sua morte, il 13 settembre del 1982, immediatamente dopo l'uccisione del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, inviato a Palermo proprio all'indomani dell'omicidio La Torre. La figura di Pio La Torre è tuttora un esempio di riconosciuta passione politica, impegno contro l'illegalità e lotta per i diritti civili.